Iniziamo questo bruttissimo video con la partenza dalla simpatica e tranquilla area camper di Tambre, in provincia di Belluno, nel Veneto. When you're surrounded by darkness, open your eyes. La cosa strana di questi posti, non so se si sente la mia voce, è che i bidoni del secco, no, hanno tipo una chiave per aprirli, mentre tutti gli altri sono aperti. Quindi io, che avevo il secco, ho dovuto buttarlo ad esempio nell'umido. Cioè, è strana sta roba, è tanto strana, è veramente senza senso. Your favorite color. Certo, se gli fa bene la montagna a Pulmin, perché quando siamo in pianura a me piace andare molto piano, bassi giri eccetera, ma poi il camper si ingolfa, no? Io anche gliela do alla tiratina ogni tanto, ma quando sei in montagna la tiratina è ben diversa. Cioè lì il motore, oltre a essere a molto alti giri, è veramente messo sotto sforzo e quindi si libera. Dopo una giornata di montagna senti Pulmin che ha preso tipo 40 cavalli in più, c'è proprio un altro camper. Tra qualche secondo saremo in Friuli Venezia Giulia secondo Google Maps. 3, 2, 1, tac, Furlandia, da dove c'è sto cartello, benvenuti nel Caneva, no? Che da noi è Caneva, tipo Menona, come dice Vazzoli Vovi, dove in Nona, India Caneva, no? È una specie di, tra virgolette, cantina. Aspetta perché c'ho questo, molto pericoloso, sbanda, è tutto un andare fuori strada, in contromano, oh, è ubriaco spolpo, in più, oh, cosa siamo, 25 all'ora. Questo ha fuso un pochetto il motore, oh bleh, sì, giusto un po'. Perché il liquido radiatore e l'olio motore, ragazzo, andrebbero sempre controllati, cioè non è che devi aspettare, mi rivolgo ovviamente ai ragazzi giovani, non è che devi aspettare che arrivi l'ora del tagliando o peggio ancora che ti si accenda la spia, anche perché dicono che in alcuni veicoli quando si accende la spia è ormai troppo tardi, dicono. Che pacche a ste stradine, buche a parte, veramente bello, ma come colori, tutto, guarda che roba. Ah, sei immerso nella verdura, nella natura, e non essendoci traffico dietro faccio una cosa bellissima, camper in seconda e lo lascio andare giù da solo, cioè lento, piano piano, e mi guardo gli alberi, la natura, bellissimo, cioè è rilassantissimo, è proprio piacevolissimo, forse la parola più corretta è piacevolissimo. Perché? Perché dovrei andare di pressa, andare in terza, in quarta, frena, cambia, scala, no, piano, 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 va che bello, porca trota, ok la macchina, fermola, bravo, ci passiamo, sì, ci passiamo, bravo capo, si vede che tua esperienza è un capo di montagna. Un'antica leggenda narra che in montagna devi usare per la discesa la stessa identica marcia che hai usato per la salita, ossia se qua siamo saliti in seconda, faccio un esempio, è bene scendere con la seconda marcia, ok? Stessa regola, là, guarda che altini che siamo, guarda a destra, riesci a vedere, io sono concentrato sulla strada, faccio il quad, eccola, e al pirle, guarda dove cazzo devono parcheggiare, cioè guarda se è normale. Porca puttana, tutto perché devono andare a alcolizzarsi alla maiga, porca maiala. E così è l'Italia, ragazzo, hai visto? Quando Singano va a boschi e quelle cose là, è sempre tutto vuoto, no? Cioè lui è il nulla, no? Tipo i film di fantasy. Oh, vai nelle maighe o nei ristorantini, porca miseria, code, chilometri di code, parcheggi strapieni, macchine una sopra l'altra, NASCAR, il disaster. Però oh, egoisticamente, guarda che panorama, non è che mi lamento, cioè se è tutto libero per me, oh, va bene. Oh, Italia è stupendo, c'è questo pezzo, non so dirti dove siamo, che l'avevo già letta sta roba, ecco, purtroppo è finito, vabbè. C'era questo effetto ottico, no? L'avevo letto su un paio di riviste, che a te sembra di essere in salita, ok?
in realtà sei in discesa, e facevano anche i video con questi esperimenti delle biglie, che mettevano la biglia in strada, no? Che sembrava salita, in realtà vedi la biglia che scendeva, no? E in realtà era proprio un discorso di effetto ottico, e avere sta roba col camper ti sembra tipo di avere un camper da 300 cavalli, ed è stato bellissimo con Pullman sembrare di essere in salita, no? Oh, un pelino di acceleratore, proprio appena lo sfioravi sbam, ti dava una spinta di quelle. Che figata magari fosse così Pullman, ragazzi, veramente è stata un'esperienza, anche qui veramente non c'è aggettivo migliore, piacevolissima, cioè senza strafare o sminuire, proprio piacevolissima, cioè praticamente tutta di freno motore, consumo freni praticamente zero, consumo gasolio praticamente zero, in più non stressi la meccanica del mezzo. Wow, siamo a Polcenigo. Ok, non ho potuto riprendere anche perché la GoPro era attaccata nel lato destro. Una passeggiata da favola, da film, guarda che roba, tipo una specie di borgo lungo un torrente, ma stupendo. Vabbè, non lo puoi vedere, neanche quello in moto non lo può vedere perché è di pressa. Sorgente della Livenza, ok, santuario Serenissima. Io devo andare avanti, ma lì c'è il parcheggio, tu parcheggi qua e ben Picasin che altro, e tu, perché mi serve anche a me come indicazione, perché la prossima volta avrò anch'io, laggiù c'è il parcheggio, visto ci stanno i camper, e ti fai quella passeggiata da sogno. Io purtroppo adesso devo lavorare, quindi vado in un'area camper. Show belly, chiesetta tipica, tutto tipico, tipico a sinistra, tipico a destra, tipico dritto. Sì, a Polcenigo c'era già stata fatta una puntata con i Singani, Van Dogs, la Valeria del Vikings, no? Tanti anni fa, ancora è stato uno dei primi viaggi con Scarosso, e siamo andati a vedere quella specie di piccolo laghetto, no? Profondissimo, azzurro, dove sono morti tantissimi è giusto, perché tantissimi significa troppi, ok? Quindi tantissimi esploratori, molto bello anche qua da vedere. C'è il parcheggio a pagamento, lasci giù lì il camper. Noi invece eravamo andati un po' più, avevamo tipo parcheggiato in un campo, una roba del genere, giustamente, e comunque ti vai a visitare sta roba qua che è bellissima, piccolissima, anche il borgo molto piccolo, però estremamente piacevole da visitare, quindi vatti a ripigliare la puntina. Attento ragazzo, che in queste zone, soprattutto quando non devi per i centri, diciamo, cioè non trovi i distributori, quindi io ero a posto di gasolio, però attento che veramente rischi di rimanere a piedi, C'è sto itinerario Padre Marco che è molto menzionato dai castelli, quindi secondo me è da vedere anche quello, però mi permetto di insistere. Tutto bello, ma non trovo un diamine di distributore, cioè io devo fare GPL, se no non posso dormire fuori. È vero che nell'area camper, per carità, c'è la colonnina, quindi se tiene metto il riscaldamento a corrente, per carità, però a me non piace andare via in riserva di GPL. Oh, finalmente il primo distributore, però sicuramente non avrà il GPL, anche perché in Friuli ho visto è rarissimo il GPL, quindi sì, non incentivano molto le auto al GPL. Invece al GPL, solo che è chiuso, ecco, vabbè, mi butto un attimo dentro e vediamo che ora apre. Cioè non è che è più l'età per saltare, per fare ste robe, mi sa tanto di distributore abbandonato questo, sai? Cioè la colonnina della corrente, boh, non capisco, ci sono delle chiavi dentro. Sì, inutile neanche perdere tempo, cioè manca proprio la pistola, manca, hai capito? Che paradisi di strade, ragazzo, le famose strade furlane, no? Che tu vai così lisce, senza buche, con delle curvette dolci, in mezzo alle montagne, i campi. Che figata! Bene, ho guardato la mia app prezzi benzina, che io la uso a parte per trovare il distributore più conveniente, ma
anche per trovare chi ha il GPL, decine e decine di chilometri senza un distributore di GPL. Cioè qua proprio in Friuli il GPL, come già ti anticipavo, è una cosa abbastanza rara. Ah, che figata! Riesci a vedere in basso a destra? Che bello! Vedi? Stiamo passando il fiume quasi in secca. A sinistra vorrei che... aspetta che ti posso staccare un attimo. Sì, ti stacca un attimino. Là! Guarda! Bello, no? Adesso ti riattacco qua. Una giornata da cartoni animati, no? Questi colori qua. Ok, io faccio un salto al supermercato che è qua a sinistra. Dopo là vedi ci sono due distributori, SM là e Esso. Ad occhio, esatto, l'Esso non ha il GPL, fantastico. Boia 1,540 il diesel e quasi 70 centesimi il GPL. Però vabbè, è che ho dovuto anche allungare 16 km perché ragazzi, oh qua veramente, guarda che bei posti, però non esiste il GPL in Friuli. Ok, rieccoci qua. Niente Italia, credici o no, qui di domenica sono chiusi, quindi mi raccomando, se un veicolo a GPL non sta a venire in Friuli o resti a piedi. Sei quasi arrivato all'area camper di Magnago, ragazzo, anche se è una frazione di Magnago, se proprio bisogna essere precisini. Svolta a sinistra e prendi via Battiferri, poi la tua destinazione si troverà sulla sinistra. A sinistra di qua, che carino, c'è anche il torrente. Allora, vediamo, macchine di qua, macchine di là, no, comunque loro hanno lo stop, giro di qua. Ok, sembrerebbe messa in mezzo a questo paesino, quindi è veramente molto tranquilla, ok, come zona. Oh, guarda, siamo proprio in centro. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Perfetto, si trova sulla sinistra, quindi vuol dire che è qui, ok, eccolo lì, sì. Dovrebbe esserci anche la corrente, adesso andiamo a vedere, se no in buona anche a Magnago, che non mi hanno fatto trovare nessun distributore col GPL, porca miseria. Assistimi Italia, assistimi, ecco, è pieno di camper, porca troia, immaginavo. No, tazzi, c'è ancora il posto per uno e vai, ebbene, goditi l'ammucchiamento, livello extreme, oh yeah. Molto carino, con il giardinetto a vista ruscello proprio, che forte. C'ho anche la gallina in giardino, quindi insomma se te trovi chiusi i supermercati. Ah cazzo, no, devo caricare, che scemo. Oh, devono averglielo visto fare a qualcuno sull'internet. Comunque il carico funziona, per lo scarico c'hai la comoda griglia, ok? Hai ben due rubinetti, addirittura c'è anche già la gomma, metti che te sei sprovveduto, arrivi senza gomma. La piazzola è per 5 camper di numero e ci sono una cosa tipo 8 colonnine della corrente. Beh, però scusa un attimo, ho capito pochi posti, attaccato al centro, bella vista, luogo tranquillo, carico e scarico, corrente, bidone alle immondizie, tavolo da picnic in riva al Torrentino. Cioè, sindaco di Magnago, complimenti, veramente per la prima volta nella storia del canale, complimenti. Ma guarda chi c'è, aspetta, adesso mi sono accorto, aspetta, intanto mettiamo a metà che carichi, aspetta, te lo ricordi? Tano il gabbiano. Ragazzi, starete mica dormendo? Sotti via. Vecchio? Chi è? Secondo te chi è? Porco sì. Ciao vecchio, sei nudo, spengo la telecamera. Porca miseria, bisogna stare attenti a questi qua. Ieri arrivi, vedi una cosa bella, qualche camperista oppure il comune ha lasciato questo già l'adattatore, no, per l'attacco rapido, o comunque anche se non è stato il comune, i camperisti che sono venuti qua l'hanno lasciato qua, non se lo sono inculato. Vedi di fare altrettanto, insomma, anche perché ti costa una monata, ti costa €1, però se arriva un camperista rincoglionito che non ha gli attacchi, almeno li trova già pronti. Allora i fioretti qua mi hanno consigliato Pofago per andare in bici. Pofabro. Ah, Pofabro, vedi tu che ho fatto bene a registrarmi. Oro. Eccolo.
Oh, baby, you're standing